Matteo Salvini interviene per risolvere le tensioni all'interno della Lega siciliana, affidando all'onorevole Claudio Durigon, suo stretto collaboratore, il compito di ristabilire l'armonia tra le fazioni in contrasto. Questa decisione mira a pacificare gli animi all'interno del partito, segnatamente tra i sostenitori di Annalisa Tardino, confermata capolista alle elezioni europee, e quelli del vicepresidente della regione Luca Sammartino, i cui scontri avevano generato incertezza e divisioni. L'opposizione a Sammartino si intensifica e il disagio interno persiste, influenzando non solo la preparazione alle imminenti elezioni europee, ma anche quelle provinciali future. Contemporaneamente si registra il malcontento tra coloro che si sono sentiti esclusi dalle recenti nomine nel settore della gestione sanitaria. L'iniziativa di Salvini mostra una Lega siciliana in fase di rinnovamento e di rilancio. Salvini e Durigon lavorano insieme per superare le sfide interne, presentarsi alle prossime elezioni con una visione unita e coerente. La leadership di Durigon è considerata cruciale per il futuro del partito nella regione, con l'obiettivo di consolidare la presenza della Lega e di rispondere efficacemente alle esigenze dei cittadini siciliani. La strategia adottata da Salvini mira dunque a consolidare la presenza della Lega in Sicilia, costruendo una campagna elettorale basata sull'unità, sulla condivisione di obiettivi e sulla capacità di proporre soluzioni concrete ai problemi dei cittadini. In questo contesto il lavoro di squadra e la coesione interna diventano elementi chiave per rafforzare il messaggio politico del partito e affrontare con successo le prossime elezioni europee. Con questa nomina la Lega in Sicilia si prepara alla fase delle politiche europee con l'obiettivo di consolidare la propria presenza sull'isola e di rispondere con efficacia alle esigenze dei cittadini, confermando il proprio impegno a favore dello sviluppo e del benessere dei siciliani. La leadership di Claudio Durigon sarà dunque cruciale per affrontare le sfide future, per assicurare che la Lega in Sicilia possa continuare a essere un punto di riferimento importante nel panorama politico regionale, capace di interpretare e di rappresentare al meglio le istanze della comunità.